C'è qualche possibilità che ci possa essere la gratuità del pedaggio tra Chiave di Ravagna anche in vista, diciamo, della chiusura che adesso continuerà fino al 27 febbraio? Ma noi la stiamo chiedendo a gran voce, la continuiamo a chiedere e chiediamo anche, come dire, un automatismo a fronte di tanti cantieri, un unicum che la Liguria sta patendo, ovviamente al netto del crollo del Ponte Morandi che credo da sola basti come tragedia per dire che i liguri hanno già patito abbastanza e che devono corrispondere ovviamente a esenzioni dei tratti del pedaggio. Attualmente sulla 12 è stato concesso l'esenzione da Rapallo fino diciamo, al nodo di Genova, in tanti chiedono l'estensione almeno fino a Sestri Levante per la tratta di Autostrade per l'Italia, io dico anche per tratti di gestione SALT, perché da Sarzana diciamo, verso Genova attualmente veramente l'autostrada è quasi tutta interamente a una corsia con gravi disagi per chi la percorre. Il MIT ha aperto diciamo, un dialogo, io voglio sperare che insieme al concessionario, il MIT che è il concedente, voglia veramente capire che non si può penalizzare a 2 anni dal crollo del Ponte Morandi ancora così tanto i pendolari, i lavoratori, il traffico merci che è fondamentale per il nostro territorio e ovviamente poi sperando, come dicevo prima, che questi cantieri diluiscano nel tempo perché è evidente che la ripresa nei mesi primaverili e estivi per noi è fondamentale dal punto di vista turistico.